Sabato 5 febbraio alle 14:30 in piazzetta Pedrocchi si terrà una prima manifestazione regionale del Partito Democratico contro questo bilancio, questa finanziaria che la Regione Veneto sta attuando. È la prima finanziaria del Presidente Zaia e si è dimostrata essere l'esatto contrario di quello che aveva annunciato durante la fase elettorale, la campagna elettorale. È una finanziaria, un bilancio che entra nelle tasche dei cittadini del Veneto, colpisce soprattutto i soggetti più deboli e gli enti locali comuni, li mette in ginocchio. È una finanziaria che taglia dal trasporto pubblico locale al sociale, alla sanità, alla scuola, perfino gli interventi per ridurre il rischio idrogeologico di questa regione dopo l'alluvione del 1 novembre viene tagliato del 52%. Una finanziaria che risente del taglio fortissimo di risorse trasferite dallo Stato alla Regione Veneto, un taglio del 32%. Lo slogan "Prima il Veneto" si è ormai sciolto come neve al sole e rimangono solo i dati di un bilancio che riduce fortemente le risorse a vantaggio soprattutto degli ultimi. Vengono colpiti perfino i disabili, persino su un tema come la sicurezza c'è un taglio del 92%, come se il problema della sicurezza fosse stato risolto nella nostra regione, ma purtroppo i fatti di cronaca di queste settimane, perfino nell'Alta Padovana, dimostrano l'esatto contrario. Quindi un appello alla mobilitazione, alla partecipazione di tutti i nostri iscritti, di tutti i nostri militanti, ma un appello anche alle forze sociali ad essere presenti in piazza il 5 febbraio alle 14:30 in piazzetta Pedrocchi. Lanceremo anche in questi giorni attraverso una moltitudine di banchetti nella nostra città l'appello per le dimissioni di Berlusconi. È una raccolta di firme su una petizione lanciata dal segretario Pierluigi Bersani. Tutti i cittadini devono capire che siamo di fronte a una fase estremamente delicata nella storia del nostro paese, quindi quella raccolta firme è importantissima come segno di una mobilitazione del Partito Democratico per dare l'avvio a una nuova Italia capace di immaginare, di disegnare un nuovo mondo, una nuova idea, una nuova concezione del nostro stare nelle contraddizioni di questa realtà, di lottare per una globalizzazione che sia a misura di uomo e non più a misura di capitale.